Ore 13, buongiorno, ben ritrovati in diretta su Antena 3 come sempre. Il giovedì insieme alla CGIL risponde, quindi dovete approfittarne, comporre lo 0422 16 26 798. Ecco il titolo che abbiamo scelto per questa ora che passeremo insieme, anche perché è importante fare il punto, capire cosa sono questi nuovi voucher che di nuovo avrebbero poco, almeno credo, secondo chi ascolteremo tra poco. Abbiamo comunque sentito anche nel corso dei 20:10 in questi giorni il segretario della CGIL di Treviso, Giacomo Vendrame, contestarli. Ovviamente c'è una parte buona che è quella che riguarda le famiglie, tra poco la capiremo meglio, però l'impianto è sostanzialmente simile a quello dei voucher cancellati solo poco tempo fa. Parleremo anche di pensioni, quindi tema fondamentale per chi ci segue da casa il più delle volte e chi anela la pensione, quindi 0422 16 26 798. Vi presento gli ospiti, cominciamo da Lorenzo Zanata, tutti dello SPI CGIL pensionati, quindi buongiorno Lorenzo, buongiorno Luisa Dal Brollo. Buongiorno. Ben trovata anche a lei e un saluto anche a Ugo Costantini, sempre SPI CGIL pensionati. Allora, cominciamo proprio da lei Costantini, quello che ci deve dire, perché ovviamente vorremmo capire meglio, se si può fare anche per sommi capi, un po' i punti, sì. No? Che cosa sono questi nuovi voucher? Allora, io vorrei fare anche 2 minuti di cronistoria e poi dire cosa sono i nuovi voucher. Cronistoria, cioè come si è arrivati a inventarsi i voucher? Come si è arrivati ad oggi, alla situazione di oggi, e perché noi della CGIL... C'era il referendum, la raccolta firme. Esatto, no? Perché noi siamo arrabbiati rispetto alla situazione di oggi. Siamo arrabbiati perché oggi il Parlamento è contro il volere popolare e chiederemo addirittura al Presidente della Repubblica che intervenga, perché noi siamo convinti che la nuova legge è una legge che è stata fatta per ingannare i cittadini e non lasciarli votare sul referendum. Se serve andremo anche a Strasburgo alla Comunità Europea. Allora, i voucher erano nati per riuscire a sistemare le questioni della piccola agricoltura, cioè le piccolissime aziende agricole, per le famiglie e per tutti quei soggetti che non avevano partita IVA, che avevano bisogno di una prestazione lavorativa presso la loro casa o presso il loro ufficio. Comunque si parlava solamente di prestazioni saltuarie e non di contratti di lavoro. Era usufruibile dai pensionati, dagli studenti e da quelle persone che non cercavano un lavoro. Questo era all'inizio i voucher. Dobbiamo dire non cercavano non cercavano un lavoro stabile, certo, che avevano una prestazione saltuaria lavorativa. Questo era. Anche se il lavoro in agricoltura poi è stagionale di fatto, no? Quindi dovrebbe esserci un tipo di contratto differente, o no? Certo. Che si ripete. Li abbiamo sperimentati in provincia di Treviso i voucher, le prime volte in agricoltura. Era per regolarizzare quelle posizioni di lavoro o di prestazione lavorativa molto piccole. Ho l'agricoltore che ha bisogno di 2 giorni di vendemmia. Cioè la prima sperimentazione si è fatta a Treviso? Si è fatta a Treviso. Che anno era ormai? Non mi ricordo più, al tempo del governo Sacconi. 2003. 2003? Sì. C'era esatto. Quello che è stato Bolognese che poi è stato ucciso. Sì, giusto lavorista Biagi, è stata fatta qui a Treviso le prime sperimentazioni. Certo. E veniva utilizzata, ripeto, non dalle persone che cercavano un lavoro stabile, ma quelle persone che cercavano una piccola occupazione. Anche la casalinga che andava i 2 giorni a vendemmiare era regolarizzata, l'azienda, piccola azienda coltivatrice che l'assumeva era tranquilla perché aveva l'assicurazione INAIL, cioè se il lavoratore si faceva male era assicurato. Io avevo bisogno di un insegnante a casa mia per mia figlia per fare le ripetizioni. Questa signora veniva a casa mia, questo professore veniva a casa mia, sono sicuro che era assicurato se si faceva male, questo era quanto fatto. Poi via via i governi hanno cambiato e hanno allargato la possibilità di utilizzare i voucher, certo. E siamo arrivati anche nelle grandi aziende, la pubblica amministrazione e quant'altro. La CGIL ha detto è giusto riportarle alle origini, abbiamo fatto varie iniziative. Perché se ne è fatto un abuso. Perché se ne è fatto un abuso, perché era diventato un contratto di lavoro parallelo. Era diventato un contratto di lavoro, ripeto, che utilizzavano addirittura le grandi aziende,
per qualsiasi anomalia che avevano, anzi qualche volta non era per un'anomalia. Spesso con un versamento ai fini pensionistici ridicolo, no? Poi mi aiuterete, che non arrivava mai alla soglia. Il costo del voucher è 10 euro, il costo al lavoratore, al prestatore d'opera, perché non era proprio un lavoratore, arrivavano 10 euro, 7,50 euro, con i 2,50 euro c'era la componente per l'assicurazione INAIL e l'accantonamento. Che era un accantonamento fittizio, perché se io non lavoravo tutte le settimane, erano regalati, insomma, infatti con questi soldi poi l'INPS pagava qualcos'altro, insomma, anche su questo. Abbiamo deciso che volevamo riportare la situazione all'inizio, come era all'inizio, e siamo andati nelle piazze per fare un referendum. Abbiamo raccolto 1.100.000 firme in tutta Italia, abbiamo raccolto 10.000 firme in provincia di Treviso, firme tutte quante fatte una per una nei mercati, nei banchetti, davanti alle chiese, dappertutto, insomma, davanti sui luoghi di lavoro, dappertutto. Si era arrivati alla situazione che il referendum si doveva fare, il referendum doveva essere fatto il 28 di maggio. Si doveva celebrare in questi giorni. Il 28 di maggio si andava a votare, il governo ha deciso di toglierlo, di togliere il referendum togliendo la legge, e non c'era più referendum. Sembrava che non si potesse più fare niente, sembrava che senza i voucher non si potesse più lavorare. Anche gli industriali si sono lamentati. Anche gli industriali sono lavorati. Addirittura sembrava della cancellazione. Sì, sembrava addirittura che non si potesse fare la festa degli alpini a Treviso, perché dicevano: come si fa se non c'è più i voucher, come facciamo ad assumere? Sapendo che ci sono degli accordi fatti anche a livello locale dove c'è la possibilità di assumere addirittura sul commercio, addirittura 4 ore, almeno 4 ore, un part-time di 4 ore. Circa 1.000 persone sono comunque state assunte nei giorni. E sono state assunte senza i voucher, sono state assunte e hanno lavorato e la festa si è fatta. Poi c'è questa nuova legge sui voucher. Noi perché non siamo d'accordo? Non siamo d'accordo perché secondo noi è peggiore rispetto a quella di prima. Perché? Perché oggi nelle aziende fino a 5 dipendenti a tempo ho un'azienda con 5 dipendenti a tempo determinato, che la stragrande maggioranza delle aziende che abbiamo in Italia possono assumere i voucheristi. Vuol dire che io all'interno di un'azienda ho 2 contratti, un contratto con tutte le regole, dove io ho la malattia, la maternità, le ferie. E uno che viene chiamato voucher, certo, però il voucher può essere, definiamo la chiamata, non voglio utilizzare un termine. C'è anche il contratto a chiamata. C'è anche il contratto a chiamata, che è un'altra cosa. Sì. Però il voucher in teoria dovrebbe essere limitato nel tempo, no? Quindi non posso avere... Certo, io deve essere limitato. Che poi non ci siano le solite derive che citavamo prima, però il voucher dovrebbe essere applicato in maniera completamente diversa. È limitato nel tempo, è vero che è limitato, l'azienda fino a 5.000 può dare voucher fino a 5.000 euro, il lavoratore può avere i voucher fino a 2.500, poi deve spostare. Però è altrettanto vero che in una situazione come questa noi avremo nella stessa azienda 2 situazioni diverse. Certo. Una situazione dove siamo tutelata e una situazione non tutelata. Questo è quello che c'è oggi. Perché la modifica adesso implica che possa riguardare anche aziende, tutte le aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. Prima non c'era nessuna regola. Prima non c'era nessuna. Difatti prima i voucher venivano utilizzati anche dalla pubblica amministrazione, addirittura anche dalle grosse aziende, per qualsiasi motivo venivano utilizzati i voucher. I sindaci si sono lamentati ultimamente. Sì, allora i sindaci utilizzavano i voucher per esempio per le situazioni di disagio. O il cassa integrato che non riesce a pagarsi a pagare le bollette, viene a tagliare l'erba, in cambio gli do 2 voucher, insomma c'erano alcune situazioni. Che numeri ci sono? Allora, i numeri ci sono che noi in Veneto lo scorso anno abbiamo utilizzato 17 milioni e 129 mila voucher, vuol dire 17 milioni e 129 mila ore di lavoro pagate con voucher. In provincia di Treviso, sempre nel 2016, abbiamo utilizzato 2 milioni e 629 mila ore voucher, perché l'ultimo allargamento dei voucher ha considerato il voucher un'ora di lavoro. Ovviamente siamo in una situazione diversa, perché se un'ora di lavoro in qualsiasi azienda costa almeno 17-18 euro, perché c'è dentro malattia, maternità, 13ª, 14ª, TFR, io 10. Qui con 10 euro fatto e finito, come si dice.
Per questo noi siamo arrabbiati, per questo noi vogliamo che la cosa cambi, per questo noi il 17 di giugno saremo a Roma per una grande manifestazione per riportare i voucher rispetto a quanto avevamo stabilito sul referendum. Quindi il 17 giugno manifestazione a Roma? Il 17 giugno manifestazione a Roma, tutti a Roma. Noi andiamo certo, tutti a Roma. perché se io sono imprenditore di un'aziendina, come avevo detto, fino a 5 dipendenti, oggi ne chiamo uno, domani ne chiamo un altro, certo, e ho uno stuolo, diciamo una platea di possibili lavoratori e voucher che io posso interpellare, certo, anche per mascherare questa continuità che non dovrebbe esserci, giusto? Poi c'è chi utilizza i voucher che secondo noi fa anche concorrenza sleale rispetto agli altri, perché se, come ho detto prima, se un'ora di lavoro almeno costa 17-18 euro e qua con 10 euro, anche se la legge sembra che dica che non è proprio 10 euro ma sarà qualcosa in più perché ci dovrebbe essere qualcosa anche per la pensione, però abbiamo costruito un altro contratto di lavoro all'interno della stessa azienda. Il problema, ecco, abbiamo costruito un altro contratto all'interno della stessa azienda, questo è il rischio e la deriva che diceva Costantini. C'è poi il nodo famiglia, ne parliamo dopo? Com'è? Sì, perché sì, poi ci sono anche delle cose positive? Sì, beh, le cose positive sono, sulla questione della famiglia è leggermente cambiato rispetto a prima, ogni famiglia avrà un proprio quaderno nel quale inserirà il suo codice fiscale, ovviamente il codice fiscale di chi andrà a fare questa prestazione. Questo verrà depositato, insomma, poi vedremo attraverso intermediari, attraverso internet comunque all'INPS, perché una cosa diversa rispetto a prima è che i voucher non si comprano più al tabaccaio, ma si pagano, è l'INPS che li paga attraverso un'erogazione che farà lui. Che è telematica poi? Che è telematica, ho capito bene, no? Cioè tu attraverso un dato computer? Grave, che questo sistema indebolisce il sistema pensionistico in maniera radicale. Perché? Perché quel metodo di versamento della contribuzione va in gestione separata, quindi esclusivamente nel sistema contributivo, dove il monte delle retribuzioni fa cumulo per l'accredito poi della pensione alla fine. E in questa maniera è l'unico sistema per creare un sistema di pensione basso. Certo. Quindi stiamo facendo un danno irreparabile e irreversibile nei confronti di chi accede ai voucher. È una cosa inconcepibile. Oltre a indebolire il sistema pensionistico generale, che è quello dei lavoratori dipendenti, perché fa interrompere il flusso della contribuzione che permette di pagare le pensioni di chi è in pensione. Quindi finché la cosa era messa per alcuni settori particolari, ora andava che per bene. Tutti? Quando parliamo di 17 milioni di voucher nel Veneto e 3 milioni quasi a Treviso, vuol dire che la cosa è diventata mostruosa. E le province che prevalgono sono Treviso, Padova, Venezia, perché ha tutto il lavoro stagionale, e Verona. Certo. Quindi, però vorrei capire, cioè, perché danneggia, perché va a fare cumulo? Quindi diceva, no, perché nel nostro sistema cosiddetto intergenerazionale chi lavora versa i contributi per chi è in pensione. Certo. Chi è andato in pensione ha versato i contributi per chi c'era prima in pensione. Se tu fai interrompere il versamento dei contributi nel sistema generale, nell'assicurazione generale obbligatoria, indebolisci progressivamente il sistema che prevede la forma intergenerazionale. Certo. E li sposti tutti nella gestione separata che produce solo pensionati poveri. E quando tu sarai in pensione, fra 50 anni probabilmente, tu sei anche in una posizione già avvantaggiata rispetto a questi che fanno una vita da voucher. Certo. Avranno un pugno di mosche in mano e quindi, tenendo conto che tutti viviamo sempre di più, ci sarà una popolazione di tante persone anziane con una pensione bassa. Ma adesso abbiamo la pubblicità, quindi ci fermiamo. Danneggia allo stesso tempo anche il pensionato che a volte utilizza il voucher? Beh no, per fare qualche lavorato in più? No. Il pensionato ha già raggiunto. Integra la sua pensione certo, con questa piccola compenso e
e poi se ha anche la contribuzione in fondo separato potrà avere anche la pensione supplementare. Aspetti Zanata o la pubblicità. Allora 042 216 26798, lo vedete il numero in onda, quindi approfittate, ne sento già squillare il telefono, tra poco sentiamo anche qualcuno che interviene da casa. Ci fermiamo un minuto, tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, stiamo parlando dei nuovi voucher, abbiamo spiegato un po' qual è la problematica già sottolineata dalla CGIL, poi arriveremo anche alle nuove pensioni. Dunque 0422 1626 798, ve lo ricordo sempre, quindi tra poco ascolteremo anche qualche telefonata. Costantini diceva, cioè avendo questa possibilità di avere due contratti di fatto in un'azienda, quindi chi è tutelato e chi invece lavorerebbe a voucher, si abbassa il costo del lavoro complessivamente all'interno dell'azienda, in quanto, come dicevo prima, se io ho un costo di lavoro per un lavoratore, chiamiamolo normale o tutelato dal contratto, che ha comunque un costo di lavoro che supera i 16-17 euro in su, io dall'altra parte ho una parte di quei lavoratori che mi costa 10 euro tutto compreso o 11 euro tutto compreso, io in quell'azienda ho abbassato il costo del lavoro e questo secondo noi fa anche avere una concorrenza sleale tra chi utilizza i voucher e chi non utilizza i voucher all'interno delle aziende. Certo. Questo è quello che noi pensiamo in questo momento rispetto alla questione dei voucher. Se posso dire, ecco, io personalmente come pensionata appunto mi pare di sminuire il lavoro. Io il lavoro l'ho goduto e il lavoro, insomma, a parte che è una frase fatta, ma dà dignità. Ecco, in questa maniera mi sembra quasi che toglierne dignità. Tolga la dignità sia al lavoro e al lavoratore per tutte le conseguenze appunto che ci sono. Quindi ecco, se anche noi andiamo in piazza è perché proprio per rispetto soprattutto al lavoro. Delle nuove generazioni. È chiaro, anche, no? e dei lavoratori, ecco, che dovrebbero in qualche maniera i ragazzi di oggi apprezzarlo, ci saranno anche dei ragazzi, dei giovani, no? Quindi immagino Roma il 17. Loro sono perché è una cosa che riguarda principalmente queste generazioni. Dico io penso ai pensionati proprio per il fatto di averlo provato e di averlo goduto questo lavoro, per cui ci auguriamo che possano goderne anche le nuove generazioni per poi avere i frutti che attualmente noi abbiamo, per carità con tutti i limiti, perché ci sono pensioni e pensioni, però noi abbiamo raggiunto un nostro... Certo. Quindi... Ora tocca ad altri. Allora, Costantini, io torno sempre a quelle, a parte le note positive, credo che ce ne siano altre di negative, no? Poi le sottolineeremo, no? Sì. Qualcosa che riguarda ancora questi nuovi voucher. Per la famiglia cosa vuol dire? Torno sempre lì. Cioè questa cosa che si è introdotta nuova, tanto sbandierata, il ministro si ricorderà, Poletti, tra le prime cose che disse, ma pensiamo a qualcosa magari per la famiglia con questi nuovi voucher. È stata pensata? Che cos'è? Beh, per la famiglia non c'è molto di più di quello che c'era prima. C'è un libretto. C'è un libretto, perché prima la famiglia, come ho detto io, avevo bisogno a casa mia di farmi tagliare l'erba da un pensionato, compravo il voucher del tabacchino e poi dovevo ovviamente inviare la comunicazione all'INPS, perché era questo che dovevo fare, perché altrimenti... Di accensione del voucher. Di accensione del voucher, perché una delle accuse che noi facevamo era che si comprava il voucher, se lo teneva in tasca, se non veniva nessun controllo il voucher serviva per un'altra volta. Perché questa era la persona veniva pagata in nero. E la persona veniva pagata in nero, insomma, questa era la questione. Quindi il libretto cos'è? Il libretto è un libretto che non si sa come, se è elettronico o cosa, comunque è un sito dove la famiglia inserisce il proprio codice fiscale e inserisce anche il codice fiscale della persona che utilizza il voucher o perché fa la prestazione lavorativa. Prima di iniziare il lavoro bisogna accendere il voucher come si accendeva prima, e se il voucher non viene utilizzato bisogna che poi la famiglia fa una comunicazione e dire che quel voucher non l'ho utilizzato perché non c'è stata la prestazione lavorativa. Non cambia molto rispetto a prima, non è stata allargata la casistica. Veniva utilizzato per le badanti? Badanti sì. E colf, no? Allora, anche sì. Sì. Però è giusto? Cioè, è anche questo, no? No, a mio parere le badanti, che poi la categoria delle badanti non c'è la domestica, c'è la colf, ma anche le badanti sono inquadrate in questo. Hanno un contratto di lavoro nazionale per le quali si versano i contributi, sono assicurate all'INAIL e quindi sta inversione di rotta verso i voucher
mi pare innaturale, nel senso che per le domestiche, per le badanti, manteniamo il contratto di lavoro. Perché questa sovrapposizione? Quindi il rischio è che ora si utilizzano i voucher anche certo. per loro Sì. che invece hanno un contratto. Questo Perché poi le golf sono assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria, potranno avere la loro pensione nell'ordine normale delle cose, versano i contributi alla cassa dell'assicurazione generale obbligatoria e non nella cassa delle gestioni separate. Ma lo stesso, insomma, tutto il sistema è messo in un ordine che va ad alterare quello precedente senza una posizione positiva. Quindi non ha senso, tutto qua. Sì, ma la cosa più grave è questa, che se io considero il voucher un'ora di lavoro, vuol dire che io ho stabilito un contratto parallelo rispetto ai contratti nazionali. Bravo. Perché oggi noi abbiamo una flessibilità che è estrema. Come dicevo prima, le associazioni sindacali e le associazioni datoriali del commercio hanno stabilito che ci può essere, per cause eccezionali, un part-time addirittura di 4 ore alla settimana. Cioè io ho quel negozio che ha bisogno di quella persona. nel picco di lavoro del venerdì. Nel venerdì sera, assumo la persona certo. al bar. Poi c'è ancora il contratto di chiamata. Insomma, ci sono tutta una Che serie... però hanno costi differenti. E Esatto. questo è il motivo allora, per cui... ci sono le agenzie di lavoro interinali che avviano persone al lavoro per una giornata, per 4 ore al mattino, 4 ore al pomeriggio. Ci sono agenzie di lavoro interinale che avviano anche le badanti per sostituire le altre badanti per un mese, per 2 giorni, per 3 giorni. La differenza, come diceva lei, è il costo. Certo. 10 euro, 11 euro fatto e finito, 17 euro perché dentro c'è 13esima, 14esima, se la persona si ammala alla malattia, alla maternità se va in maternità e c'è un minimo di contributi. Con 11 euro, se oggi il valore del contributo, Renzo, è di circa il 30% dello stipendio, 33% dello stipendio, con 10 euro faccio fatica a costruirmi una pensione per il futuro. Vuol dire che io ho delle persone che sono indirizzate col contratto nazionale che avranno il loro percorso lavorativo e la loro pensione più o meno dignitosa e quando capiterà. E ho delle persone che saranno condannate, come si dice, alla precarietà e ad arrancare rispetto agli altri e avere una pensione, quando succederà, molto più bassa, molto forse integrata al minimo, anzi, perché non raggiungeranno neanche un minimo contributivo. Non esisterà più. E non esisterà neanche più, perciò saranno a carico della fiscalità se avranno la povertà estrema, insomma, questo certo, è quello che succederà. Saranno a carico di chi deve aiutare poi. Esatto. Diceva Zanatta? Ti do un esempio. Il bilancio dell'INPS regionale porta un incasso dei contributi dei lavoratori dipendenti nel 2016 di 10 miliardi e mezzo. Le spese, quindi le uscite per pensioni, sono pari a 9 miliardi 496. Abbiamo una differenza di 1 miliardo. 1 miliardo. Se tu sposti i contributi dei lavoratori all'interno della gestione separata, non hai più i contributi che vanno a rinforzare quella che è la differenza necessaria. Però questo è un bilancio, insomma, ipotizziamo, è riguardo il 2016, sì. Nel corso del 2016 c'erano 17 milioni di voucher, sì. Quindi che non ci sono qua. Che non ci saranno più. Questo intende esatto. lei. Perché ipotizziamo che venga utilizzato lo stesso numero di voucher, molto probabilmente aumenterà, o no? No, non so. Vabbè, diciamo che verranno utilizzati 10 milioni di voucher nel corso del 2017. Ci saranno, scusa, più controlli, necessariamente, tipo nel veneziano, e quindi non credo sarà una platea Quindi lei dice comunque ci sarà uno sbilancio, cioè sarà un cambiamento nelle cifre dell'INPS. Se continua in questa maniera ci sarà uno sbilancio. L'avranno pur valutato. Ancora non ci sono, ancora non c'è niente. No. Perciò noi avremo i primi 6 mesi dove non c'è nessun voucher. Hanno un mese forse. Avranno la possibilità di utilizzare quelli che avevano comprato prima, che devono finire, smaltire quelli, però non saranno. Quando c'è stata la corsa al voucher, però ricorderete in quei giorni, quando quel venerdì si dice da lì in poi non ce ne sono più, c'era stata la corsa a comprarli, ma in realtà non li si poteva attivare lo stesso.
Io ricordo questo. Chi li aveva? Chi li aveva poteva andare a esaurimento? Sì, andare a esaurimento, sì. Io ricordo che comunque c'era questo blocco, dopodiché. Allora 0422 1626 798, ora ci fermiamo per un altro minuto e poi affronteremo anche il tema pensioni, a tra poco. Ore 13, torniamo in diretta, nuovi voucher e pensioni, 0422 1626 798, eravamo arrivati al punto, aggiungiamo ancora qualche dettaglio secondo me sui nuovi voucher perché comunque è utile capire anche che cosa cambierà, cosa succede, poi pensioni perché poi quel che chi vi segue da casa segue con, appunto, con tanta attenzione. Costantini, cosa ci siamo dimenticati di annotare? Ricordo la manifestazione. Sì. Beh, quello sì, il 17 giugno avete detto a Roma tutti a protestare per i voucher, per il rischio che vengano reintrodotti di fatto quasi allargando la platea ulteriormente. Adesso bisognerà capire che iter prenderanno i lavori parlamentari, certo. Perché non so se riusciranno entro, sa che si dice no, perché se si va al voto anticipato rischia di saltare questa riforma con la reintroduzione dei voucher e questo, questo è anche da valutare. Perché per voi è meglio che si vada al voto allora a questo punto? No, noi vogliamo che completino vi tiro sulla politica, ma scherzo, so che non dovete. Noi vogliamo che completino le riforme e che continui lo sviluppo. Sembra che lo sviluppo in Italia sia superiore rispetto alle previsioni. Speriamo che questo porti l'occupazione perché abbiamo ancora bisogno di occupazione e che questa occupazione non sia fatta con i voucher, ma sia fatta con lavoro stabile, sia fatta con lavoro che poi permetta anche alle generazioni nuove di crearsi un futuro, perché questo è uno dei problemi che abbiamo in questo momento, al di là del pagamento delle pensioni di chi è in pensione. Ecco, a proposito di pensioni. Bisogna abolire la precarietà, certo. Che è l'elemento più negativo che ci può essere. Sì. Ci può essere la flessibilità del lavoro e gli accordi sono stati fatti, certo. Ma non ci può essere la precarietà, perché la precarietà non porta a buon lavoro. E non ci può essere che lo sviluppo si può fare come se si ammazza il lavoro o se chi paga tutte le conseguenze è solamente il lavoro. Questa è una delle questioni che noi dobbiamo risolvere. E la dignità del lavoro. Luisa, infatti volevo sentire da lei. Allora, oggi siamo a giugno, fra un mese, primo luglio, quindi dovrebbe esserci il pagamento della 14ª ampliata. Ampliata perché? Ampliata perché è stata allargata la fascia fino al famoso trattamento, 2 volte il trattamento minimo, scusa, 3 volte. È quel 1.000 euro di reddito. 1.003 euro, parliamo sempre di lordo, e di reddito complessivo. Sì, che hanno 2 volte. Sì, 2 volte appunto. Comunque, dico che il 1° luglio sarà una data perché vorremmo proprio vedere se questa prestazione sarà in automatico e quindi il pensionato la vedrà nella Così credito. Dovrebbe essere, però, no? Si era detto. Sì. Perché dice dovrebbe? Perché non sempre, qualcosa può sempre sfuggire, per cui ecco, se non si dovesse essere il pagamento a luglio, ad agosto... 1° luglio, pagamento della 14ª... A chi ne avrà diritto. Allargata, come abbiamo detto più volte in questi mesi, cioè anche chi arriva al doppio del trattamento minimo. Esatto, il doppio del trattamento minimo, 1.000 euro lordi al mese. Ecco. Se non la riscontrate, cioè se non la vedete nel cedolino... a luglio o ad agosto, a settembre allora venite... nei nostri uffici e il patronato, e allora si vede, eventualmente si fa la domanda come per un'altra prestazione. Scusa, Luisa, la posizione così ancora in dubbio è perché il versamento del denaro avviene d'ufficio da parte dell'INPS. Quindi l'INPS deve recepire tutti quelli che hanno una pensione non superiore a 2 volte il trattamento minimo. E allora in questa operazione può essere che qualcuno non rientra, però c'è una possibilità, come diceva la Luisa, di fare altre robe. Si fa la domanda appunto se in questi 2 mesi non si vede e si ritiene di averne diritto, chiaramente. E voglio appunto ricordare che il provvedimento è previdenziale, non assistenziale, per cui oltre a essere legato all'età,
bisogna aver compiuto i 64 anni, ma è anche legato ai contributi versati, quindi è proprio per sanare quelle pensioni che sono basse perché sono vecchie di liquidazione oppure perché la contribuzione era proprio bassa, quindi è legata alla contribuzione. E quanto? Perché l'avevamo detto più volte, no? Cioè 1.300 euro lordi. Allora, e poi... per coloro che già godevano della 14ª, cioè quelle persone che avevano la pensione sino ai 750 euro, sì, sì. Ecco, quelli avranno un aumento del 30%. E, quelli nuovi hanno con la nuova misura, ecco, quindi... 336. Sì, 336? Beh, è chiaramente una delle cose che sono meglio state accolte, perché con l'allargamento, come avevo detto anche nelle cifre, nei numeri della platea, è di certo una buona notizia. Allora, invece Zanatta, poi altre novità che dovevamo sottolineare quest'oggi? Altre novità sono queste. Riguarda sempre dal 1° luglio, c'è una corresponsione dell'assegno per nucleo familiare che viene rinnovato anno dopo anno e quindi sempre vale dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 con i redditi del 2016. Quindi, in base ai redditi del 2016, ognuno deve verificare se ha diritto o meno all'incremento oppure se ha maturato un reddito tale da escludere anche il diritto all'assegno al nucleo familiare. Quindi è bene rivolgersi alle organizzazioni sindacali, in questo caso io dico la CGIL, per fare un controllo appunto entro il mese di giugno per il diritto o meno all'assegno al nucleo familiare dei pensionati in questo caso, ma vale anche per i lavoratori dipendenti e quindi attraverso le aziende queste consegnano ai lavoratori il modello per fare la comunicazione dei redditi del 2016. L'altra novità potrebbe essere quella che le prestazioni di invalidità civile, quindi assegno di invalidità civile per i ciechi e per le sordità, non si considera più il reddito della casa di abitazione. Quindi anche in questo caso bisogna verificare se l'INPS ha considerato ai fini del diritto il reddito della casa di abitazione e quindi il reddito catastale e quindi escluderlo per rideterminare eventualmente il pagamento della prestazione e quindi eventualmente il ripristino. L'altra novità, che non è una novità, è riferita a quelli che vogliono andare in APE sociale o i lavoratori precoci. Abbiamo visto la firma l'altro giorno di Gentiloni, che però ancora c'è tutto... C'è la firma fatta, postata sui social, guardate, l'abbiamo firmato ma non c'è, ancora c'è tutta la discussione, giusto? No, è andata, doveva essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. E ancora di quello non c'è. Ed è sparita la cosa, non c'è. E poi... Cioè la firma, il Premier ha firmato, ma non c'è... E va in Gazzetta Ufficiale. Lì non c'è. Deve essere pubblicata. Non è ancora stata pubblicata? No, non c'è, è sparita. Quella cosa famosa di cui aspettavamo tanto, l'ho detto più volte. Io l'altro giorno ho visto la firma, finalmente l'ho mandato subito al segretario Vendrame, ma quindi non c'è nessuna svolta. No. Vabbè. Stiamo. Solo la firma. Aspettate. Vabbè. No, è firmato. Forse gli ha tolto il foglio prima della firma, non so, ci siamo persi una scena, non lo so. Deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Certo, è ovvio. Scatta la pubblicazione 30 giorni. E automaticamente scatta la circolare dell'INPS, il quale INPS ha già ovviamente il testo firmato dal Presidente del Consiglio e ha già predisposto la circolare, perché non si cambia certo. dalla firma alla Sentiamo la telefonata, pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno, sono la signora Corria, la Giovanna. Giovanna, prego, noi la sentiamo poco. Dica. Sì, mi sente poco, mi dispiace perché ho un po'... Ascolti, io prendo una minima di pensione, prendo 536 euro al mese. Ho diritto io alla 14ª. Certo, dovrebbe già averla avuta, signora.
se ha soltanto questa pensione, se il suo reddito è dato solo dalla pensione, con questa cifra lei doveva averla già avuta la 14ª. No, io sono in pensione dal 2010 e non me l'hanno mai mandato. Ho fatto adesso la richiesta alla CGIL. Cioè, signora, lei è in pensione dal 2010, ho capito bene? E che età? Ma che età? Che età? Io compio 68 anni il 2 luglio. 62? No, perché si devono... No, 68. Allora sì, signora, per carità. Ah, la barca ormeggiata a Portofino, signora, no? Vero? La sento molto distante, mi scusi. Le ho chiesto se ha la barca ormeggiata a Portofino, non credo. Magari. E quindi allora sì, ci deve essere per forza, questa cosa la deve pretendere. Certo, aspetti che le risponde Luisa. Sì, signora, da quello che ho capito ha già presentato la domanda, per cui ecco, adesso dovrebbe avere una risposta, e presumo positiva, perché se ha questo reddito è suo diritto e avrà anche... Deve avere arretrati? Mi pare dopo non lo so, sì. mi aumenteranno anche un po' la pensione, non so io. Ma l'aumento della pensione... È una tantum, sì. ogni anno viene pagata ed è una quota aggiuntiva a quello che lei ha, ma No, se ha diritto a un aumento di pensione, diceva. Potrebbe, se ha quell'importo e non ha altri redditi, chiedere la maggiorazione del trattamento minimo, che passa dai 60 anni ai 75. Quindi la signora torni adesso, il 2 luglio ne compio 68. Sì, va bene. Torni, dove abita lei? Io abito a Montegrotto. In provincia di Padova, va bene. Allora, quindi potrebbe aver diritto sia alla maggiorazione della pensione, è giusto Luisa? Ma di certo ha diritto alla 14ª, questo le stanno dicendo. Io vorrei solo capire quante 14esime può aver perso, perché... No, può riscuotere gli arretrati di 5 anni. Stiamo parlando di cifre. La 14ª si prende Quindi cosa deve fare? Lei deve presentare domanda cartacea, perché, ripeto, l'INPS può non aver preso in considerazione il suo caso. Solo perché... Ha capito Giovanna? Ma se parte dai 65, no, non ho capito molto, mi spiego perché sento distante, ho la televisione bassissima come mi avete ma lei ci dovrebbe ascoltare dal telefono, vediamo se riusciamo a correggere. Allora, della 14ª ha diritto, intanto, quindi questo è importante. Deve fare la domanda, se non l'ha fatta, l'ha fatta? L'ho già fatta quella. Quando, signora, possiamo chiederle? L'ho fatta 2 mesi fa. 2 mesi fa, siamo nei tempi. E con questa domanda la signora Giovanna ha allo stesso tempo fatto anche gli arretrati. Ecco, anche gli arretrati fino a 5 anni. Quindi in teoria con quella domanda aspettiamo, lei dovrebbe avere diritto anche agli arretrati che non le sono arrivati sino ad adesso. Secondo punto, no, non è arrivato nulla. Vabbè, bisogna aspettare forse... No, ma torni a vedere se ha fatto anche gli arretrati. Ecco, allora, torni ad andare a vedere al SPI CGIL, se è andata a Montegrotto, a Padova, in via della Croce Rossa, non so dove è andata. Come? Sì. Sono andata a Montegrotto. A Montegrotto. Torni agli uffici, vada a verificare che lei abbia fatto richiesta anche degli arretrati, perché guardi che se le arrivano gli arretrati sono bei soldini, e soprattutto la maggiorazione per la pensione. Quindi queste due cose, arretrati della 14ª e maggiorazione della pensione. Grazie Giovanna. Grazie a voi gentilissimi e buon lavoro. Buongiorno, buongiorno a lei. Ci fermiamo un minuto, abbiamo la pubblicità e poi l'ultima parte insieme, vi aspettiamo. Ore 13, torniamo in diretta, gli ultimi 10 minuti insieme, 0422 1626 798. Durante la pubblicità discutevamo a proposito di pensioni della moda ormai degli ultimi anni di andare a vivere da pensionati alle Canarie, no? Perché lì la vita costa molto di meno e quindi con la pensione, anche se bassa, si vive bene. Cosa succede passando gli anni, magari quando c'è bisogno di qualche cura? L'INPS, allora, partiamo da questo. C'è stato un incremento di italiani che vanno all'estero in paesi dove non pagano le tasse o ne pagano meno rispetto a noi, e quindi abbiamo questo esodo che, ad esempio, Italia Oggi pochi giorni fa diceva che a Malta nel 2016 approda
più del 30% in più di italiani. Sì. Ci sono delle agenzie di viaggi specializzate per questo. E non pagano le tasse, col fatto che non si paghino le tasse, non pagano le tasse in Italia. In Italia, naturalmente. Si intende. Perché devono avere la residenza. Ho una telefonata, aspetti che la sentiamo, visto che oggi le abbiamo un po' trascurate. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Al signore, io ho sempre preso la 14ª perché sono dell'INDAP, però passata all'INPS. Quest'anno mi scrivevano loro ogni anno. Quest'anno non mi hanno scritto. Viene fatta di ufficio oppure no? Dopo volevo chiedermi un'altra cosa prima che mi risponda. Io siccome ho un fratello disoccupato da tanti anni che mi tocca mantenerlo io perché nessuno gli dà niente, ha 65 anni compiuti, ha diritto alla pensione alla fine anno, quella sociale, a 65 anni e 7 mesi? Grazie, se mi date una risposta. Aspetti signora, resti lì. Siete Dunque, molto gentili. Mi sente? Grazie. Pronto? Sì? Ecco, allora resti lì. Dunque la prima domanda era che non le è arrivata la 14ª? Ho capito bene? No, quest'anno non mi è arrivata la lettera che sa che dovevamo compilare una lettera per vedere se avevamo altri introiti, altre cose, non mi è arrivata. Ok. Penso che sia d'ufficio allora. Dovrebbe essere, diceva Luisa, forse il RED che bisogna compilare, questo bisogna compilarlo per forza, perché assolutamente. Appunto essendo una arriveranno le comunicazioni. Arrivano signora comunque le comunicazioni, eventualmente saranno sollecitate. Cioè se non lo ha fatto fino adesso non le è arrivata? Sì, ma non è detto che sia, cioè, che le arrivi, perché superata una certa età mi pare che sia anche... Comunque aspetti il primo di luglio e forse potrà saperlo anche prima, dopo il 20 di giugno, se ha il PIN dell'INPS o dell'INPDA per lo stesso, e va nel portale dell'INPS nella gestione dei pensionati. Vedo. E potrebbe Devo forse... andare all'INPS perché io non ho niente, sono vecchia. Allora lei, se ha voglia, va all'INPS e chiede il PIN dispositivo. Cioè un codice. E per il mio fratello che le avevo chiesto? E adesso arrivo. Quindi col PIN dispositivo, se poi va in qualche sede della CGIL, trova qualcuno che l'aiuta a fare questa verifica. E comunque attenda il 1° di luglio, che dovrebbe essere in pagamento la 14ª. Bene, per il fratello invece? Per il fratello, se non ha altri redditi, se non è coniugato, e quindi è solo lui, può accedere all'assegno sociale con i 65 anni e 7 mesi, quello che ha detto lei. D'accordo. Ma ha una invalidità civile, suo fratello? No, non ha niente, lo mantengo io con 40 euro a settimana perché mangi. Ma è ricoverato in ospedale, in casa? È stato ammalato anni fa, non è più entrato nel mondo del lavoro. Nessuno gli dà niente. Ma non ha mai fatto una domanda di invalidità civile? Non l'ha fatta perché poi lui è anche guarito e dopo a 55 anni non è più. Vabbè, insomma, veda lei, però, vabbè, se è guarito, vabbè, non ci sono problemi. È guarito, ma non ha trovato lavoro. Certo. Va bene. Certo. Allora... A me mi basta di finire perché io non ce la faccio più a mantenerlo. Io ho una pensione piccola e devo fare i sacrifici. Grazie, buongiorno. All'età prevista faccia la domanda di assegno sociale. Questa non gliela danno d'ufficio, deve fare la domanda. Bene, grazie signora, buongiorno. Speriamo di aver risposto. Noi con chiarezza speriamo che lei abbia accolto appunto le mosse che deve fare. Allora, pensionato alle Canarie, cosa succede? Vanno tutti, non pagano le tasse alle italiane ovviamente, però poi nel momento in cui hanno qualche acciacco... Devono rientrare in Italia, probabilmente se diciamo non si fidano magari o preferiscono le cure. A Malta ci sarà qualcosa di più rispetto a Costa Rica, ma insomma, se è in un paese dove la sanità non è quella italiana, rientra in Italia, però nel momento in cui entra in Italia ha perso la possibilità di avere l'assistenza del medico di base e siccome ha trasferito la residenza nel paese estero, non ha neanche diritto a nessun intervento
ospedaliero, quindi deve rientrare in Italia, fare la residenza e fare tutte le cose che fa una persona qualsiasi. Certo. E comunque, tanto per chiudere perché non abbiamo più tempo, ho visto stamattina che l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni sulla gestione delle istanze di esenzione dall'IRPEF per i pensionati all'estero. Quindi questa cosa la lasciamo per la prossima volta e parleremo di cosa dice questa ultima circolare dell'INPS. Qual è il titolo? Ripetiamo il concetto? Il concetto è l'assistenza sanitaria per i pensionati italiani che vanno all'estero per pagare meno tasse per quando si ammalano e rientrano in Italia. Questo è fondamentale, questo è interessante, bisogna dirlo a chi sapete che è andato alle Canarie, a meno che non ci segua da internet, insomma, ecco, almeno mettiamola così. Luisa, solo una cosa, l'opzione donna, bisogna ripeterlo? L'opzione donna è sempre valida per tutte quelle donne. La si può chiedere in qualsiasi periodo dell'anno, vero? Rimane una finestra, però con i requisiti raggiunti nel 2015, quindi 35 anni e i 57. Per coloro che hanno appunto sono arrivati a questi requisiti, quindi le nate, tutte le nate 58. Nel 58, massimo nel 58, possono usufruire appunto di questa finestra per l'opzione donna, però ricordando che devono optano per la contributiva, una liquidazione esclusivamente contributiva. Quindi è da valutare, valuteranno le singole appunto se conviene o meno. Perché... Bene, allora ricordiamo soltanto, c'era qualcos'altro Zanatta? No, sì, basta. Un flash. Ricordiamo soltanto quello che avevamo detto all'inizio, Costantini, quindi il 17 giugno sarete il 17 tutti a Roma, noi siamo tutti a Roma, invitiamo tutti a Roma perché vogliamo che i voucher ritornino a essere la remunerazione di una prestazione lavorativa, non possono essere un nuovo contratto di lavoro perché sono situazioni completamente differenti e devono essere utilizzati solamente per situazioni precarie e non consecutive. Quindi il 17 avrete la protesta a Roma. Zanatta, in chiusura? Beh, direi che adesso aspettiamo un po' di vedere come vanno le cose rispetto alle tante cose che abbiamo in cantiere. Quindi oltre ad esempio all'APE sociale e ai lavoratori precoci abbiamo anche l'APE volontaria che anche questa si è persa nei meandri dei decreti. Questo decreto non è ancora stato firmato, non mi pare sia ancora il Consiglio di Stato, quindi stiamo aspettando un po' le cose come marciano. Ci rivediamo giovedì prossimo? Non con noi, si dovrebbe essere, non so chi. Vediamo giovedì prossimo, siamo insieme alla CGIL tutti i giovedì insomma, per darvi le risposte. Grazie a voi per essere stati qui, a chi ci ha seguito da casa. Ricordatevi che i telegiornali tornano in onda a partire dalle 18:30 questa sera, tante novità e poi c'è 20:10. Grazie, buona giornata.